Buongiorno a tutti, è veramente un piacere salutarvi, vedo che siete già molto numerosi. Mi unisco ai ringraziamenti che ha fatto Stefano in premessa agli organizzatori, anche a Fondazione Comunica, perché veramente è un evento al quale noi come Regione teniamo molto. Porgo i saluti dell'assessore Caner, che non è qui perché è in videoconferenza, avendo anche le deleghe all'agricoltura in Commissione Stato-Regioni per le questioni agricole. Stefano ha posto sul tavolo i temi che chiaramente sono all'ordine del giorno nelle nostre discussioni. Ho un'unica certezza dopo quello che dice Stefano, che la digitalizzazione e la tecnologia avranno un ruolo estremamente rilevante nella gestione delle nuove politiche del turismo. Perché la domanda essenziale è proprio questa. Quale tipologia di turismo vogliamo? Perché quello che è successo ha messo a nudo tutti i punti di debolezza di un modello che stava andando fuori controllo oramai. Questa pandemia ci costringe tutti quanti a ripensare, ciascuno per il proprio ruolo, le modalità con il quale il turismo del futuro si prospetterà e sulle quali noi dobbiamo essere pronti a intercettare queste nuove esigenze e sulle quali dovremo fare dei ragionamenti molto approfonditi. Una nutrita platea qualificata di relatori che tra oggi e domani si susseguiranno, io spero ci daranno molti stimoli e molte idee per il futuro, perché non sarà più come era prima. Ha ragione Stefano quando dice nulla tornerà come era prima. E questo è uno stimolo. Dopo ogni pandemia la razza umana si è ripresa e ha migliorato. L'altra sera vedevo un'intervista su Sky dove appunto facevano tutta una serie di analisi rispetto a quello che era accaduto dopo le pandemie che hanno interessato il nostro mondo, partendo dal Medioevo. Abbiamo sempre fatto uno step in avanti dopo le pandemie. È brutto da dire, però ogni tanto abbiamo bisogno di questi shock, probabilmente come razza umana, per cercare di migliorare e di diventare un po' più attenti. In questo momento, chiaramente, noi stiamo parlando di turismo, ma quello che è successo indica la strada anche sulla gestione del nostro mondo, del nostro pianeta. Il turismo è una delle varie cose che dovremmo mettere a posto se vogliamo che il nostro pianeta abbia un futuro. Pertanto ringrazio davvero tutti. Credo saranno 2 giornate estremamente interessanti e auguro buon lavoro davvero a tutti. Grazie.